Ciao Pionchi! Ciao a tutti, sono Gaetano Giunta e oggi risponderò alle domande della pagina Instagram Sicilianaria. Come nasce la tua passione per la comicità? La mia passione ce l'ho sin da bambino, perché io anche nella vita privata amo ridere, scherzare, ridere e soprattutto far ridere, è una cosa che mi fa star bene. E anche nella vita privata, come stavo dicendo con gli amici, io ho sempre la battuta pronta, sono quello che ride e scherza sempre, quindi sin da bambino mi piace ridere e scherzare. Quali studi hai intrapreso? Allora, io ho finita la terza media, sono andato a fare un professionale di ristorazione che aveva la durata di 3 anni e ho preso questo attestato professionale dove ho fatto vari stage anche a San Vito Lo Capo, Couscous Festival, in dei ristoranti, hotel qua a Palermo, e quindi ho fatto questo professionale di 3 anni. Cosa fai nella vita? Attualmente faccio il banconista cassiere in una rosticceria a Palermo, sempre ambito ristorativo, dico dalla pancia si vede. Quando e come hai avuto l'idea di aprire un canale social? Non c'è stata una vera e propria idea di aprire un canale social. Io e mio compare nel momento di pausa mi è spuntato una classifica su TikTok dei panini del McDonald's, sempre mangiare si parla, dico. E ho fatto questa classifica su quale panino mi piaceva di più dal primo al 10° posto. Io e mio compare avevamo dei pareri contrastanti, quindi ci davamo un botta e risposta che faceva ridere. Il video andò virale, è piaciuto e quindi abbiamo deciso di fare un video al giorno, che ogni video di ogni giorno andava sempre più virale. Quindi è partito da lì e poi io ho cominciato a fare altri tipi di video per quanto riguarda le classifiche. Raccontaci la tua esperienza sul web, aneddoti e curiosità. Per come avete visto, quando ho detto piunchi all'inizio del video, piunchi è una parola che ho detto in un video dove io e mio compare, sempre mio compare, commentavamo una puntata di Temptation Island, un programma che andava in onda su Canale 5, dove c'era un concorrente di nome Tony che faceva un po' il birichino e io l'ho chiamato Piunco. Questa parola è piaciuta a moltissime persone, tutti quelli che mi seguono, quindi è rimasta sta cosa Piunco. E io ovunque vado le persone mi chiamano ciao Piunco, uè Piunco, quindi è rimasta Piunco. Raccontaci come viene creato un tuo video. Allora, io quando faccio un video non c'è mai niente di programmato, io faccio tutto spontaneo, quello che mi dice la testa io prendo e faccio. E come infatti c'è un video mio che ha più di 2,5 milioni di visualizzazioni, dove io prendo delle fette biscottate dall'armadio, io ero a letto in quel momento, ero a letto che mi stavo per addormentare. Tutto insieme mi viene una lampadina di fare un video così. Mi alzo e mi vesto. Mia moglie mi fa: ma che stai facendo? Dove stai andando? Ho detto: no, devo fare un video. Mi fa: ma tu sei pazzo, ma stai scherzando? Mi sono vestito e ho fatto questo video. Andò virale, più di 2,5 milioni di visualizzazioni. Tutto spontaneo. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è recitare in un film, sarebbe il mio sogno, ma anche fare qualche programma TV, comunque andare nel mondo dello spettacolo, bellissimo. Programmi per il 2025? Come ho detto nella risposta di poco fa, cercare di aumentare sempre di più la mia visibilità e cercare di fare qualcosa per entrare nel mondo dello spettacolo. Un saluto a tutti i follower di Sicilianaria. Un bacio. Ciao Pionchi!